Questo qui è il famoso Gavi che insomma è un po' in tutto il mondo, Cortese, e lo chiamano Gavi, che è un comune Gavi, provincia di Alessandria, no? E noi di Novi, alcune parti delle terre novesi si possono fregiare come DOC del Gavi. E questa è una delle poche aziende che la stampa ma fa la scuola, è venuto e lì ci sta il primo incidente, oggi come hanno iniziato a farne si fa male subito. è andato sotto una cosa, hanno buttato via le cose. Comunque i nostri, questo contributo di 18.036 andrà per la costruzione, come vuoi tu, di questi centri di aggregazione vicino a queste casette qua, no? Sì. Noi in una di queste ne facciamo 7 di centri di aggregazione, quasi tutti diciamo finanziati. Sì. Però magari dentro mi servirà altre cose, quindi fai uno nostro e ci metti esatto, quindi diciamo che in uno di questi qui collaboriamo perché è importante. Noi non l'abbiamo specificato, adesso ti arriverà oggi il bonifico, perché abbiamo deciso di fare proprio la data di bonifico oggi, in modo che noi siamo proprio... Poi su in genere fanno la lettera di ringraziamento e il costo siamo portati perché a molti, quelli più piccoli ci portano a mano, non voglio posiamo che facciamo. Noi abbiamo usato centro di aggregazione. Centro di aggregazione. Facciamo che finita la cerimonia, non c'è la faccia o no? Prendiamo una bandiera. Ciao, siamo qui a Torquato del Tronto, siamo qui a consegnare simbolicamente l'assegno della raccolta delle associazioni tutte le associazioni che hanno voluto aderire a quel progetto che ha presentato l'amministrazione. Abbiamo scelto Arquata perché vicino a Novi c'è un paese che si chiama Arquata e quindi abbiamo scelto questa cittadina, no? Di 1100 abitanti. Siamo qui in rappresentanza del Comune di Novi, siamo un po' emozionati, abbiamo fatto un giro nella zona rossa, qui il vice sindaco ci ha accompagnato insieme al pensionato volontario dei vigili e le cose non sono, insomma, l'impressione è un po' drammatica, la situazione è ancora brutta, ci dicono appunto che i tempi sono voluti, ci spieghi un attimino, ci racconti un attimino due cose sulle tempistiche, sugli interventi, su quello che riuscite a fare. Qui dietro di noi abbiamo una zona dove è stata adibita come si chiama? Al centro Se ci vuoi raccontare due cose velocemente poi facciamo. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per aver pensato al Quadro del Tronto, perché non è semplice pensare a una realtà come Arquata, perché purtroppo molti vanno sul blasone di Norcia, ma noi siamo un comune in mezzo ai parchi nazionali, un comune d'Europa, abbiamo 13 frazioni con una 14ª località sciistica. Queste frazioni, il 24, sono state colpite da un forte terremoto che ha causato 51 morti, 47 nella frazione di Pescara del Tronto, 3 all'Arquata del Tronto capoluogo e 1 a Capodanno. Il 24 eravamo riusciti ad alzarci tra le tende, tra le case seconde case agibili, alcune zone della Laga, diciamo, non più agibili in alcuni paesi, e prevedevamo meno casette. Nel frattempo sono arrivate altre 3 scosse importanti, quelle del 26, 2 e quella del 30, purtroppo del 26.5, che ha fatto sì che il nostro territorio fosse evacuato completamente. Adesso da circa 10 mesi troviamo tutti quanti in hotel qui nel CAS e piano piano stiamo tornando. A Pescara già 26 abitazioni sono state consegnate, assegnate, e la gente sta andando dentro, sta vivendo. Nei prossimi giorni, speriamo 15-20 giorni, verranno consegnate altre aree, tra cui le Tare di Rame e Borgo, e seguiranno le altre frazioni aree sane. Stiamo cercando di creare il tessuto sociale, non è facile.
partendo dalla scuola, ripartendo anche dall'attività produttiva, faremo in modo anche di fare in modo che l'attività produttiva tornino a lavorare sul posto, perché quindi crea anche il tessuto economico, il tessuto sociale, e quindi siamo partiti dalla scuola, è fondamentale per dare un futuro. Quello che voglio ringraziare è dire più che altro ringraziare tanta gente che ci ha pensato, la solidarietà è stata unica, però saremo bugiardi e ci sono dei ritardi dovuti alla burocrazia, dovuti anche a inefficienze nostre, perché nessuno è in grado di governare 4 terremoti o governare così facile. L'importante è che noi ce la stiamo mettendo tutti. Io un esempio, Nello, che è il nostro ex vigile urbano, responsabile della polizia municipale di Arquata nel corso degli anni, che è già da tempo in pensione, che si è imboccato le mani volontariamente dal primo giorno, ma come tanti altri, ma lui è in comune, è stato sempre il primo. Poi sono anche altri volontari che ci hanno dato una mano. Il volontario è stato fondamentale per quel comune attuale. Adesso quello che vogliamo dire è che c'è bisogno di fare tanto, accelerare sulle macerie, accelerare sul rientro delle casette, però pensiamo a fare un programma per la prossima volta, che tornerete a trovarci quando Arquata avrà le casette, avrà qualcosa. Noi questi fondi, grandi fondi, perché alla fine per noi non è il contenuto economico ma è il gesto quello che conta, li utilizzeremo nei centri di aggregazione, come diceva il vostro assessore, il vostro rappresentante dell'amministrazione comunale, perché noi abbiamo ogni frazione un centro di aggregazione che sarà adibito a non far scollare, creare uno scollegamento tra le varie persone, perché adesso le persone stanno perdendo un pochino anche la volontà di tornare qui a Quadra. Quindi è importante creare questi centri per far sì che si faccia gruppo, che si faccia comunità, e quindi utilizzeremo questi fondi a partire sia da una mano a fare ambulatorio, che sia un centro di aggregazione sociale per le persone più anziane, per i più giovani. Verranno utilizzati lì, perché noi quello che facciamo non viene sprecato, ma viene utilizzato ad un fine logico. Io vi ringrazio ancora di cuore e spero che verrete al più presto a vedere i lavori, perché adesso ancora stiamo in emergenza. Quando partirà la ricostruzione ci verrete a trovare per vedere sì che se è partito qualcosa di serio. Grazie davvero. Io porto i saluti del sindaco, ti consegno insieme alla protezione civile che ci ha accompagnato, che mi ha accompagnato a portare questo assegno. Sono 18.023 euro, non si fermerà qui, raccolgo quelli che verranno, ci saranno le scuole che avranno intenzione di fare la raccolta e noi li indirizzeremo sempre. Io vi ringrazio a nome mio del sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Il sindaco l'avete visto ieri sera, purtroppo oggi per altri impegni non è potuto esserci, però vi porto il saluto suo e tutta l'amministrazione comunale. Vi ringrazio di cuore per quello che ci avete donato, grazie davvero. Io ti dono anche il simbolo del comune di Novi, che lo diamo a tutti gli assessori, a tutte le persone che in qualche modo sono legate al comune. È un modo, come dire, ci leghiamo. Allora, io lo darò al sindaco, e siccome adesso noi purtroppo in questi giorni ancora non siamo riusciti a risistemare le cose dal comune, perché abbiamo un comune, come vedete, Arquata, non conterra, appena tornerete faremo il classico scambio di toni per creare da questo evento sismico un gemellaggio che sia qualcosa di duraturo nel futuro, perché dalle disgrazie deve passare anche alle certezze. Grazie ancora. Grazie davvero. Stiamo facendo una ripresa, va bene, doveroso, abbiamo anche donne, la situazione delle parrocchie come sono? Le chiese sono tutte inagibili. tutte inagibili. È un messaggio che andremo su. Alcune di queste completamente crollate, altre parzialmente crollate, comunque tutte inagibili. Voi inesistenti. Tu ti chiami donne? Nazareno. Don Nazareno? Sì. E questo messaggio qui lo porterò su alle altre parrocchie. Noi abbiamo delle comunità parrocchiali che si stanno mettendo, delle unità pastorali che stanno mettendo insieme, porterò questo messaggio. Un parroco mi dice: a questo momento facciamo fatica anche noi a stare in piedi come erano, però la provvidenza no, può essere. Ma io penso che in questo periodo abbiamo fatto l'esperienza della provvidenza, no? Di come la provvidenza interviene al momento giusto e nel modo giusto, no? Ecco, per cui senza tanta, diciamo così, ansia nel cuore, però ci si affida un po' alla volontà della provvidenza, che si serve chiaramente delle persone. Dopo rischio benissimo. Io chiamerei qui ancora il Passa di controlli. Guardi, lasciamo dire Del nostro territorio. Io non dovrei, ma Vabbè, insomma, magari qualcun altro, qualche giorno, grazie di cuore, grazie. chiamerei il vice sindaco un secondo.
Finiamo. Vabbè, attenzione, poi di sull'estino. C'è una cosa che questa la lasciamo e serve a loro. Anche perché senza vino questi si fermano qui, ha bisogno di essere... Si chiamano così, sono caratteristici. Noi lasciamo questo prodotto del territorio. Sì, il famoso cavi, non so se avete mai sentito parlare, però hanno detto che una bottiglia va anche due, che sia ben chiaro questo. Faccio? Prego. Io no, sentite. Vieni. Fai vedere Sei là, aspetta un attimo che fa la foto. Vieni qui. Vieni qua. Fai le foto. Noi vi ringraziamo per questo. Facciamo ancora una. Grazie, grazie. È un piccolo segnale, perché anche per poi Martina non ha mai fame, alle persone quindi rimarranno lì. che noi li veniamo a consegnare Oggi. è anche uno stimolo per fare che il futuro il paese non Aquarius was born the night the shining stars needed brighter shining light. Aquarius was my savior. It came along like a blast from out of sight. When I was weak, you came along and lightened me. Cover the sun, you seduced me. I can never ever run, 'cause I can only lose when I'm Aquarius. You're the power that I need to make it all succeed. Can you hear me call? Aquarius is the stardust. It kills the faith, and the only one I trust. It calls your name, and you listen. It steals your soul, and your hunger and your lust for life and being free. It's dragging you. It's killing me. You seduced me. I can never ever run, 'cause I can only lose when I'm Aquarius. You're the power that I need to make it all succeed. Can you hear me call? Can you hear me call? I wish the stars would turn you in and leave me standing in the wind. I wish the devil gave you up and all the snow would melt and stop. This is it.